La guerra di parole mi fa venire in mente una cosa molto attuale che soffriamo ogni volta che apriamo la televisione, per esempio i talk show che trasmettono i canali dove delle persone si attaccano a suon di parole. Non lo so, un dibattito politico dove i nostri politici si scannano in continuazione, questo mi viene in mente. Un rispettabile, silenzio rispettabile invece potrebbe essere quello di una persona intelligente che sa stare al suo posto e che è consapevole del valore che ha e quindi non ha bisogno di trovare contrasti con nessuno. Se penso a guerra di parole, mi viene in mente una figura che a primo impatto ha un'accezione negativa, perché guerra è una parola violenta che non ci mette a proprio agio. Però se penso alle parole, la figura assume un'accezione poetica e quindi mi sembra una guerra dolce, una guerra che non è violenta, ma un confronto necessario. Se penso invece a silenzio rispettabile, mi viene in mente il dolore di una persona che non racconta qualcosa perché il confronto in questo caso viene evitato per non affrontare un racconto doloroso e le persone attorno rispettano il silenzio della persona. Trovo che per quanto sia rispettabile un silenzio del genere, sia allo stesso tempo anche una mancata opportunità di condivisione, perché la condivisione e il confronto sono uno strumento importantissimo. È cambiato sicuramente qualcosa, tutto è in evoluzione. È cambiato anche in meglio sicuramente. Ci sono sempre degli aspetti, delle ombre che vanno migliorate. Certo, siamo in costante cambiamento e il cambiamento è ovviamente una conseguenza dell'evoluzione che a volte può essere in realtà anche avere forma di involuzione, ma è sempre caratterizzato da un cambiamento. Il conflitto è un contrasto, è un contrasto che può essere politico, un contrasto di idee, un contrasto fisico, ci sono 1000 sfumature per descrivere il conflitto. Il conflitto è un confronto ostacolato. Per evitare i conflitti, il conflitto nasce sicuramente dalla paura del diverso, fondamentalmente, quindi la conoscenza è la base di tutto, quindi il fatto di condividere, il fatto di conoscere ci mette al riparo di futuri scontri, di future diatribe. Non penso che i conflitti possano essere completamente evitati perché penso che sia inevitabile scontrarsi o che si verificano delle incomprensioni. Penso che possano essere ridotti con empatia. Gli stereotipi per me sono una scorciatoia perché è facile farsi proprie le idee altrui, è più difficile invece avere delle idee proprie, sviluppare dei propri pensieri. Secondo me non hanno molta utilità. Penso che lo stereotipo sia una costruzione sociale che tende a semplificare la realtà. Non nasce con un'accezione negativa o positiva, ma viene spesso strumentalizzato per
comunicare dei concetti in maniera superficiale, ovvero pregiudizi che non vengono approfonditi o che non vengono affrontati e che non vengono messi in discussione. In realtà penso che il pregiudizio stesso sia uno strumento del linguaggio necessario per l'interazione tra individui, perché permette appunto all'individuo di relazionarsi nei confronti del prossimo grazie a una contestualizzazione, a un preconcetto che dà delle indicazioni in termini di linguaggio, registro da utilizzare e atteggiamento da assumere nei confronti del prossimo che non si conosce. Ma dopo il primo approccio bisogna mettere in discussione i pregiudizi, bisogna mettere in discussione gli stereotipi che ci vengono proposti e andare oltre la semplificazione della realtà. E la strumentalizzazione degli stereotipi che può portare all'odio, all'utilizzo degli stessi per allontanare le persone, ma in realtà se pensiamo a stereotipo come un modo di raggruppare, di semplificare le caratteristiche di un concetto, di un gruppo di persone, in realtà lo stereotipo stesso mette assieme e avvicina, accomuna delle caratteristiche. L'idea che lo stereotipo possa invece accomunare queste caratteristiche per essere poi denigrate, per essere additate, per essere presentate e costruite in una maniera tale da portare un messaggio negativo, è l'utilizzo dello stereotipo che porta all'allontanamento.